Amici di Funner, dopo la breve sosta pasquale si torna a fare sul serio. Al Circolo Sportivo Ciriaci va in scena uno dei match più attesi della 25esima giornata di Serie A. Si affrontano la Pisana Calcio 8 in piena corsa per i playoff e il Checco dello Scapicollo, obbligato a vincere per rimanere incollato al Cotton Club, capolista con 60 punti in graduatoria. Checco dello Scapicollo che si schiera da sinistra verso destra rispettivamente ai vostri monitor in maglia completamente arancione, mentre la Pisana Calcio 8, che ha vinto adesso il sorteggio per partire alla battuta di centrocampo, si schiera con la solita maglia color nera, maglia commemorativa per la Pisana Calcio 8, che si trova a sole 4 lunghezze dal sesto posto in graduatoria, occupato dalla Roma Calcio A8 con 41 punti. Parte subito la Pisana Calcio 8 in agguato Cesaro, arriva sulla sfera, non crea pericoli però in questo avvio di gara il centroavanti della Pisana Calcio 8, miglior marcatore stagionale dei ragazzi di Di Pasquale, con 15 reti a proprio carico. Giropalla del Checco sulla mediana del centrocampo, adesso si va sull'out di sinistra, poi a centrocampo Gaeta in possesso della sfera, ancora il numero 8 in possesso del pallone, lascia indietro al compagno. Siamo sempre all'altezza della mediana, si gioca nella metà campo della Pisana Calcio 8. Checco dello Scapicollo che vincendo si porterebbe a una sola lunghezza dal Cotton Club, che con 60 punti guida questo girone di Serie A. Pallone centrale, riesce in modo agevole il difensore a impossessarsi del possesso del pallone, poi prova ad allungare la sfera con un campanile la Pisana Calcio 8, il pallone è tra i piedi del numero 11 che prova a far salire i suoi, deve temporeggiare, pressato da due avversari, comincia il giro palla direttamente all'indietro per il capitano, che adesso può far salire i suoi dettando i ritmi di gioco. Palla per l'estremo difensore che va a cercare ancora il corpo di De Bernardo, anticipato dal numero 5 Cortese. Adesso serve ancora Gaeta. C'è spazio sull'out di destra, l'inserimento del compagno non viene servito, possesso della sfera ancora tra i piedi del numero 13 che adesso allarga a sinistra, ancora il numero 13 Valentini, adesso Gaeta centralmente a cercare le punte davanti, ottima retroguardia della Pisana Calcio 8 che riparte velocemente. Sappiamo le doti offensive della Pisana Calcio 8, che in questo momento va vicino al palo con Cesaro, subito percussione dalla sinistra con il destro a rientrare, non ha centrato però allo specchio della porta il bomber con la maglia numero 7 della Pisana Calcio 8, e adesso recupera sfera in zona laterale, servita dietro per Carnevali, ancora il capitano a impostare da dietro, lancio lungo ancora a cercare Cesaro tra le linee, questa volta non passa la sfera, ottima retroguardia mentre sale il vento qui al Circolo Sportivo Ciriaci. Nei primi 4 minuti di gara solo un'occasione per Cesaro, che con il destro è andato vicino al palo. Ripartenza adesso del Checco dello Scapicollo sull'out di destra, il pallone non passa, viene ribattuto, ancora però in possesso delle maglie arancioni, può uscire e farla la sua De Bernardo, che va con le mani subito a cercare Cesaro, mette giù con il destro Cesaro, prova a saltare un avversario, non riesce a superare il secondo, quindi siamo già di qua con il Checco dello Scapicollo che prova la conclusione, murato il tiro. Rimpalla tra i piedi del numero 11 con la maglia nera, che sbaglia il passaggio, il suggerimento in verticale ancora verso Cesaro. Di Gioacchino mette giù il pallone.
centrale per il compagno che alza la testa, prova ad alzare il pallone, sempre a cercare il solito Cesaro. Ci ha provato Matteo Laurato, il pallone è stato rimpallato, sarà dunque rimessa laterale, si incarica Pace della battuta. Siamo negli ultimi 15 metri, quindi in fase offensiva la Pisana Calcio 8, che finora si è resa più pericolosa degli avversari, con Cesaro al 4° minuto di gara. Laurato, ragazzi di Di Pasquale che oggi possono pagare le numerose assenze. Adesso prova la battuta Carnevali dalla notevole distanza, nessun problema per l'estremo difensore. Mentre Valentini ancora in possesso della sfera, serve bene il numero 10 che allarga sulla destra, tentativo di cross, si distende De Bernardo e la fa sua. Sta spingendo molto il Checco dello Scapicollo qui sull'out di destra. Non ha creato occasioni pericolose però in questi primi 6 minuti di gara. Adesso Ammassari allarga bene a centrocampo per il numero 15 che però non ha spazio, quindi deve rallentare la manovra offensiva. C'è Ammassari vicino a lui, si va da Di Gioacchino che allarga a sua volta sulla sinistra per Laurato. Doppio passo di Laurato, vuole cercare il fondo, prova a mettere il pallone al centro per i compagni. Si trattava di Cesaro e Ammassari che erano al limite dell'area di rigore. Nessun pericolo però questa volta per il Checco dello Scapicollo, che se la cava con un calcio d'angolo. È proprio il calcio d'angolo battuto sul secondo palo, attraversa tutta l'area di rigore non creando problemi. Ancora per la retroguardia del Checco dello Scapicollo, che può andare alla battuta con le mani. Quando siamo giunti al 7° minuto di gara, il risultato al Circolo Sportivo Ciriaci è ancora bloccato sullo 0-0. Tra le linee prova a creare scompiglio il Checco, prova la conclusione dalla distanza, ancora Valentini, non trova però lo specchio della porta in questa circostanza il numero 13. De Bernardo con le mani a cercare Ammassari, mette giù con il petto Ammassari, deve girarsi, gli viene sottratta la sfera. Può ripartire ancora Valentini centralmente per il numero 10 che attacca il capitano, poi scarica sull'out di sinistra. Ancora suggerimento a cercare di chiudere il triangolo, capisce tutto questa volta ancora il capitano Carnevali che allontana il pericolo. Sarà rimessa laterale per il Checco dello Scapicollo. Terza sfida tra le due formazioni. La prima fu vinta dalla Pisana Calcio 8 negli ottavi di finale di Coppa Italia. La neopromossa squadra dei coach Di Pasquale vinse in quella circostanza per 3-2. Decisero le reti di Ammassari, Ricci e ancora Ammassari. Mentre adesso c'è il cambio di gioco delle parti di Laurato, fa buona retroguardia il terzino destro, può ripartire subito il Checco sempre sull'out di destra. Adesso si va a sinistra, mette giù la sfera il numero 13, prova la conclusione, De Bernardo con i piedi. Prima vera occasione per il Checco dello Scapicollo. Gaeta cerca ancora Valentini che prova a mettere il pallone a cercare il proprio capitano, non si intendono i due, il pallone era irraggiungibile per Nicola Cuozzo che ha provato a sorprendere la linea difensiva con un taglio in verticale. Adesso si riparte con la Pisana Calcio 8 in possesso della sfera con Piccolo che prova a girarsi, ancora Piccolo, chiude il triangolo con il compagno. Laurato viene a prendersi la sfera sulla mediana, posizionata molto bene la difesa del Checco dello Scapicollo che non concede spazi, infatti è costretta a Ammassari a allargare in modo errato il pallone per Piccolo. La sfera si perde in rimessa laterale, può andare con le mani Capolei dietro dall'ultimo uomo. Valentini sempre pronto a prendere la sfera all'altezza della mediana, allarga sulla destra, ancora il Checco pericoloso, prova la conclusione che si perde non di molto alla sinistra di De Bernardo. Ancora Simonetta, protagonista del
tiro. Massari sulla sinistra, pallone in verticale, ancora a cercare Cesaro che viene puntualmente ancora anticipato. Ancora la Pisana calcia 8. Giro palla in fase difensiva, aumenta il pressing e il checco dello Scapicollo, si libera bene dell'avversario a Massari che poi guadagna il fondo, rientra con il sinistro, non supportato dai compagni, preferisce cominciare di nuovo tutto da dietro con la palla tra i piedi dell'ultimo uomo, il numero 6 che va a cercare ancora Capitan Carnevali. Pressato, Capitan Carnevali allarga bene sull'out di destra. Traversone a cercare Cesaro, ancora di testa, anticipato. Può ripartire il checco sulla zona di centrocampo, il pallone non sfila, c'è stata una deviazione, Gaeta quindi conquista la rimessa laterale battuta indietro con le mani. Il solito Valentini viene a prendersi la sfera a centrocampo, allargando bene sull'out di destra per il numero 2 che riserve ancora Valentini. Centrale il suggerimento per Simonetta che salta un avversario, prova a mettere la sfera in mezzo, rimpallata. Prova il sinistro da posizione improbabile che si spegne, larga sul fondo, nessun problema in questa occasione per De Bernardo, estremo difensore della Pisana Calcio 8, che fino in questi primi 11 minuti di gara è dovuto impegnarsi soltanto in una circostanza, ma sappiamo che di fronte a lui c'è il checco dello Scapicollo che è il migliore attacco di questo girone con 96 reti realizzate. Sulla destra il traversone, Laurato fa buona retroguardia, anche in fase difensiva il numero 11 è venuto a dare una mano. Capolei, servito da Molon che ricopre il ruolo di estremo difensore. Il pallone è buono, si può continuare per il direttore di gara, non c'è stata nessuna segnalazione, quindi Laurato cerca ancora il taglio di Cesaro che questa volta alza un po' troppo il piede, gioco pericoloso e fallo commesso dal numero 7. Quando siamo giunti a metà del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0, primi 13 minuti quindi a reti bianche, mentre dicevamo che il primo incontro è stato vinto dalla Pisana Calcio 8 in Coppa Italia, mentre l'andata della Serie A vede vincitore il checco dello Scapicollo per 4-3. Cesaro prova a mettere giù la sfera con il destro, ha provato il numero 7, non si fa sorprendere ancora la difesa del checco dello Scapicollo che prova a spingere con Simonetta, ancora lui con il sinistro prova a rendersi pericoloso. Valentini esce in pressing sul numero 14 che allarga sull'out di destra per Ammassari che però sbaglia l'appoggio all'indietro, può ripartire Valentini, ancora Valentini centralmente prova a cercare l'attaccante in area di rigore, fa sportellate il numero 8, mette il pallone al centro, si distende De Bernardo che poi va con i piedi, allarga perfettamente nella zona di Cesaro che mette giù. Sale sulla destra a Massari, dietro da Carnevali, centrale, forse una spinta, è così per il direttore di gara, ha subito il fallo Roberto Piccolo da ottima posizione per impensierire Molon. Cesaro e Piccolo sul pallone, si stacca Piccolo, quindi potrebbe andare Andrea Cesaro, il miglior marcatore della Pisana Calcio 8 con 15 reti. 3 uomini in barriera per Molon, parte Cesaro con il destro, il pallone non passa, viene murato. Quindi si può riprendere con la rimessa laterale battuta da Carnevali. Centrale per Piccolo che va ancora dal proprio capitano, lancio lungo, non può questa volta arrivarci Cesaro, forse un po' troppo isolato in questi primi 15 minuti di gara.
Vanno ricordati le pesanti assenze della Pisana Calcio 8, che questa sera deve fare a meno di nomi più che importanti per Di Pasquale. Carnevali, Ammassari, taglio di Laurato, servito, il pallone può passare, esce Molon in qualche modo e toglie la sfera dai piedi di Laurato, che aveva iniziato la corsa sulla corsia di sinistra. Il numero 11 che adesso si incarica della battuta con le mani, viene in contropiccolo, servito, il pallone spostato sul destro, poi centralmente prova la conclusione non guardando neanche la porta a Massari. Nessun problema per Molon, che non si deve distendere, il pallone ha sorvolato la traversa di circa 3 metri, nessun pericolo quindi per l'estremo difensore del Checco dello Scapicollo. Capolei, centrale ancora Valentini, Simonetta prova a puntare Carnevali che gli strappa la sfera, rimane il pallone sulla linea di fondo, ottima ripartenza con Laurato, esce bene dal pressing la Pisana Calcio 8, poi Cesaro mette il piede sul pallone, inciampa e la sfera si perde dal terreno di gioco, la raccoglie Valentini all'altezza di centrocampo, chiama gli uomini a disporsi in maniera corretta, lascia la sfera per il compagno che serve ancora Valentini. Poi Simonetta prova a girarsi, va ancora sul piede preferito, poi allarga per il compagno, conclusione con il destro, pallone ancora che termina sul fondo. Un'occasione pericolosa per parte in questi primi 17 minuti, il Checco dello Scapicollo con Simonetta, mentre la Pisana Calcio 8 al quinto minuto di gara con Cesaro. Carnevali alza la testa, lancio ancora dalle parti di Cesaro, capisce tutto Capolei. Cortese, ancora Capolei. Taglio in verticale, Di Palma sulla sfera, ancora Di Palma, serve Simonetta. Ottima chiusura in rimessa laterale di Pace. Simonetta guadagna il fondo, mette il pallone al centro, non può arrivarci sull'out di destra Capolei. Laterale quindi per la Pisana Calcio a 8. Piccolo con un rimpallo, serve il numero 5 Campanile. Cesaro non arriva sulla sfera, vediamo se Molon evita il corner. Sì, è così, si deve impegnare quindi l'estremo difensore, mentre è entrato in campo per il Checco dello Scapicollo il numero 7 Danilo D'Ambrosio, che si viene a sistemare qui sotto la nostra postazione sulla corsia di destra, corsia che sta creando non pochi problemi alla Pisana Calcio 8, che attacca per vie centrali e soprattutto sulla corsia di destra. Adesso Simonetta, largo sulla sinistra, Valentini a centrocampo, ancora Valentini, non serve Capolei, va da Simonetta tra le linee, toccato duro, Simonetta finisce giù, il direttore di gara assegna il calcio di punizione in favore del Checco dello Scapicollo. Simonetta e Valentini sul pallone, si avvicina anche Capolei. 3 uomini in barriera per De Bernardo, Simonetta con il destro, Valentini con il destro, scusatemi, e Simonetta con il sinistro. 4 uomini in barriera per De Bernardo, parte Simonetta con il mancino che sigla il gol del vantaggio per il Checco dello Scapicollo a 5 minuti dal termine del primo tempo. De Bernardo non ha visto partire il pallone, che si è infilato nel sacco. 1-0 cambia il risultato.
16° gol, quello di Alessandro Simonetta in questa Serie A di Lega Calcio 8, gol importante questo per la classifica che porta provvisoriamente il Checco a -1 dal primo posto. Checco che dovrà affrontare la Golbet nel prossimo incontro, mentre Ammassari prova la conclusione, resta lì la sfera, calcia altissimo Laurato. D'Ambrosio allarga sulla sinistra, ottima opportunità per la Pisana Calcio 8 per rimettere subito in carreggiata l'incontro. Laurato non ha centrato la porta da 5-6 metri, ha sparato alto il numero 11 della Pisana Calcio 8, che adesso deve alzare un po' il baricentro per creare qualche problema al Checco dello Scapicollo, che sicuramente sarà più attento in fase difensiva. Salvataggio di De Bernardo. Valentini. Ancora Valentini. Sempre il numero 13 in possesso della sfera, allarga in questo momento sull'out di destra. Ancora Valentini. A spazio D'Ambrosio sull'out di destra che invoca il pallone, lo riceve puntuale, cross che parte. De Bernardo con le mani si distende e la fa sua. Laurato, che ha avuto pochi istanti fa un'ottima opportunità per riportare in parità la Pisana Calcio 8. Ancora Cortese, chiude su Cesaro, ottima prestazione fin qui dell'ultimo difensore con la maglia numero 5, Andrea Cortese, che guida la linea difensiva del Checco dello Scapicollo. Valentini scambia nelle vicinanze con Capolei. Ancora Valentini sulla sinistra, ancora Cortese, prova il traversone Cortese a cercare Simonetta, l'autore del gol, stavolta non può ricevere la sfera. Carnevali, Laurato, piccolo, mette giù con il destro, cercato Cesaro, prova ancora a puntare Cortese, destro diagonale che sfila, non c'è stata alcuna deviazione. Molon con le mani, Valentini viene a prendersi il pallone, poi Capolei. D'Ambrosio, prova il numero D'Ambrosio, il pallone non passa, viene ribattuto da Cesaro. Ammassari. Carnevali allarga sull'out di sinistra, passa il pallone, ottima opportunità per Laurato che colpisce il palo, ancora lui è andato vicino al gol del pari. Laurato, cross in mezzo, deviazione, rimessa laterale, comunque possesso che rimane ancora in favore della Pisana Calcio 8 che si trova sotto per una rete a 0. Cesaro giù di petto, triplicato addirittura, gli viene strappato il pallone. Gaeta, Capolei, D'Ambrosio sull'out di destra temporeggia e serve centralmente Gaeta. Valentini in sopporto, toccato duro, calcio di punizione. Cortese centralmente a cercare Gaeta che sbraccia, commette fallo ai danni di Carnevali. Ammassari allarga sulla destra per Pace, conquista la rimessa laterale. In fase offensiva ancora la Pisana Calcio 8, viene a raccogliere il pallone Laurato, poi Ammassari. Pace, Carnevali, sbaglia l'appoggio Carnevali. D'Ambrosio può servire Simonetta sulla corsa, va con il destro questa volta, pallone che si perde sul fondo.
60 secondi al termine della prima frazione di gara, risultato di 1-0 qui al Circolo Sportivo Ciriaci, conduce il Checco dello Scapicollo per 1-0. Gol siglato da Simonetta su calcio di punizione. Adesso qualche problema in fase d'uscita per la Pisana Calcio 8. Laurato sulla destra, serve centralmente Cesaro, ci gira con il mancino e trova il gol del pari allo scadere del primo tempo. Grande il sinistro di Cesaro che trova il 16° gol stagionale. Dai, tranquilli, raga, dai, Cambia risultato, quindi è di 1-1, ha siglato il gol del pareggio Cesaro a 20 secondi dal termine della prima frazione di gara. Checco dello Scapicollo 1, Pisana Calcio a 8-1, adesso prova subito D'Ambrosio a servire centralmente Simonetta, ottima uscita tempestiva di De Bernardo che salva momentaneamente il risultato, poi Valentini centralmente, ancora per Gaeta che finisce giù, il direttore di gara fa proseguire, può ripartire il contropiede Laurato, quando mancano 15 secondi al termine del primo tempo il direttore di gara fischia e manda sull'1-1 al cambio campo le due formazioni. Sta per riprendere la gara, ovviamente a parti invertite, Checco dello Scapicollo che attacca da destra verso sinistra, mentre Pisana Calcio 8 che ha trovato il gol del pareggio a 20 secondi dal termine della prima frazione di gara, attacca da sinistra verso destra. Da una parte il miglior marcatore del Checco dello Scapicollo, dall'altra il migliore della Pisana Calcio 8, entrambi a 16 gol stagionali. Si riparte adesso con il Checco dello Scapicollo in possesso della sfera. Capolei, D'Ambrosio, centrale Simonetta, spazio, può saltare il diretto avversario, va con il destro De Bernardo, con la mano destra salva il risultato. Pisana che deve liberarsi del pallone sull'attacco degli avversari con la maglia color arancione. Laurato riceve la sfera, mette giù bene con il petto, Cesaro fa buona sponda per Ammassari. Piccolo, alza la testa, serve centralmente Capitan Carnevali, ancora lui, sulla destra, a spazio, conclusione, ottimo intervento di Molon. È andata vicinissimo al gol del vantaggio la Pisana Calcio 8, ancora con Cesaro. Valentini, Cortese sulla sinistra, prova a raggiungere il pallone Cuozzo, capitano del Checco dello Scapicollo, non riesce ad agganciare la sfera con la gamba sinistra, sarà dunque rimessa laterale in favore della Pisana Calcio 8. Piccolo, Ammassari, ancora dietro, deve allontanare la Pisana, stacco di testa imperioso ancora del numero 5 con la maglia arancione, poi Simonetta a spazio, va sul fondo, lasciato libero ancora Simonetta, preferisce rallentare, andare a cercare con il destro Capolei che prova la conclusione di prima intenzione, non trova lo specchio della porta, poi Cesaro allarga sulla destra per Ammassari, raddoppiato, salta l'avversario, Ammassari si deve distendere, vola ancora Molon. C'è nulla per il direttore di gara su Gaeta, intervento corretto di Capitan Carnevali che lascia scorrere il pallone per De Bernardo. Ottima risposta qualche istante fa dell'estremo difensore con la maglia numero 12 Molon, mentre qui se ne va Ammassari e ci sarà sicuramente il cartellino giallo da regolamento per Andrea Cuozzo, infatti è così, ammonito il numero 6.
Piccolo e Carnevali sul pallone, si stacca Carnevali, andrà Piccolo, siamo distanti dalla porta, difesa da Molon, fischio del direttore di gara, parte con il destro, il pallone non si abbassa, questa volta non è chiamato in causa Molon, autore di un'ottima parata 2 minuti fa su Cesaro. Adesso D'Ambrosio punta il diretto avversario, mette il pallone al centro che passa, prova la girata Gaeta sotto porta, non passa la sfera. Piccolo, ritmi che si sono alzati notevolmente in questo secondo tempo, alza il pallone per Cesaro sul secondo palo, fa buona retroguardia, ancora Capolei, poi centralmente Cuozzo, Cortese, Valentini, largo ancora Capolei, lascia la sfera per D'Ambrosio, ha tagliato Cuozzo, il pallone però è centrale, preda di Carnevali. Carnevali alza la testa, il pallone filtra bene per Cesaro che prova a girarsi, ancora Cesaro, Cesaro va con il destro, c'è stata la deviazione di Molon, sarà dunque calcio d'angolo. Piccolo andrà al corner, va con il destro sul secondo palo, pallone che non filtra, poi deve impegnarsi per tenere il possesso della sfera, ancora la Pisana calcio 8, largo a destra, riceve il pallone Piccolo, alza la testa, va a centrale, prova a girarsi Cesaro, guadagna la linea di fondo, pallone al centro, da pochi passi, sbaglia il tiro Piccolo e poi Laurato, non c'entra lo specchio della porta. Ottima chance per la Pisana calcio 8 che sta spingendo molto in questo avvio di ripresa. Mentre adesso il direttore di gara, dopo alcune discussioni, assegna la rimessa laterale in favore della squadra di Pasquale. Cambiata la decisione arbitrale, rimessa quindi per il Checco dello Scapicollo che con Simonetta si fa avanti, prova la conclusione Simonetta, poi ancora il tiro verso lo specchio della porta con i piedi De Bernardo, manda in corner. Occhio fuori, calcio d'angolo per il Checco dello Scapicollo, salta di testa Gaeta, facile questa volta per De Bernardo che va al solito lancio lungo a cercare Cesaro che stoppa puntuale il pallone come al solito, ancora Cesaro prova a allargare con il mancino verso il compagno, capisce tutto la retroguardia del Checco dello Scapicollo che già si trova nella metà campo avversaria con D'Ambrosio, conclusione murata a calcio d'angolo, si passa da una parte all'altra in pochi istanti. Adesso D'Ambrosio ha conquistato il corner per il Checco dello Scapicollo, Simonetta invoca il pallone al limite dell'area, eccolo servito, mette giù la sfera con il mancino, prova la conclusione murata da Carnevali, sarà dunque calcio d'angolo. Ancora insiste il Checco dello Scapicollo dall'altro lato del campo, sarà ancora corner. Battuto morbido verso Simonetta, prova la conclusione, ancora Simonetta, questa volta con il destro, De Bernardo con i piedi. Qualche difficoltà, non riesce la Pisana calcio 8 a uscire, il pallone resta lì, poi non trova la porta, batti e ribatti e sulla linea, salva tutto con un intervento miracoloso Pace. Ti sei fermato, Vanno a passare tutti i centrali, Ripartenza Pisano calcio 8 con Cesaro, Piccolo invoca il pallone, gli strappa la sfera, però il terzino destro del Checco dello Scapicollo che riparte velocemente, capisce tutto Carnevali per le vie centrali del campo, cost to cost di Carnevali, prova la conclusione con il destro, ottima azione personale del capitano. Molon sulla sinistra fa sportellate Gaeta, ha spazio, può provare il destro, infatti è così, con i pugni questa volta De Bernardo direttamente tra i piedi di Ammassari,
che riparte, temporeggia, lascia la sfera per Laurato, doppio passo, se ne va con il destro, conclusione con il braccio destro, anzi con l'avambraccio destro, salva i suoi Molon. Ammassari si incarica della battuta del corner, forte e teso, il pallone non passa, poi arriva tra i piedi di Carnevali che con il numero cerca il compagno, trovato, ancora Pisana Calcio 8 in zona offensiva, il pallone non passa in verticale, contropiede per il Checco dello Scapicollo, servito Simonetta, ancora lui, si porta il pallone sul suo piede preferito, poi da dietro a Valentini che allarga a sua volta sull'out di destra, non ci sono spazi, quindi deve temporeggiare il Checco dello Scapicollo, dietro per Gaeta. Largo a sinistra ancora Simonetta, il pallone passa per D'Ambrosio, serve il compagno nel centro dell'area di rigore, rinviene ancora una volta Carnevali, ottima prestazione finora per il capitano della Pisana Calcio 8 che adesso fa ripartire Piccolo. Pallone che passa, poteva essere pericoloso per Cesaro, va con i piedi Molon direttamente nella zona di D'Ambrosio, copertura della Pisana Calcio 8, Carnevali. Largo a sinistra, riceve il pallone a Massari, va alla conclusione, trova soltanto il corpo di Capolei. Cortese. Sale, palla al piede. Valentini impioga il pallone. Cortese va a destra da D'Ambrosio, taglio centrale di Capolei che non riceve il pallone quando siamo sul risultato di 1-1 al 10° minuto di gara. Decidono ancora le reti di Simonetta per il Checco e di Cesaro per la Pisana Calcio 8 che adesso prova a spingere sull'out di destra. Piccolo prova la conclusione con il destro, è partito un missile dai piedi di Piccolo, ancora Mogol, deve metterci le mani. È proprio quest'ultimo che va alla battuta del corner corto, arriva con il destro il numero 6 di Gioacchino che spara alto. Stavolta si può rilassare Molon perché la sfera è terminata alta sul fondo. Pareggio che in graduatoria non accontenterebbe nessuna delle due compagini. Checco servono 3 punti per ritornare in pressione al Cotton che guida il girone con 60 punti, mentre la Pisana Calcio 8 è a 4 punti di distacco dalla Roma e si giocherà nel prossimo incontro lo scontro diretto proprio con i sesti in graduatoria. Cesaro a Massari, salta bene un avversario, aspetta Piccolo che arriva da dietro con il destro in supporto. Ancora Piccolo, perde il pallone questa volta con Cuozzo, poi intervento regolare. Secondo il direttore di gara, il calcio di punizione è stato toccato duro sotto la nostra postazione Gaeta. Nicola Cuozzo per Gaeta. Cambio gioco dalle parti di Capolei, aspetta la sovrapposizione del compagno. Simonetta centralmente, questa volta in bocca De Bernardo che forse con troppa fretta con le mani serve Piccolo che riceve un calcione da dietro, sarà dunque calcio di punizione. Laurato. Non ci si ferma un attimo, ritmi altissimi, adesso Laurato con il destro, pallone che si stampa sulla traversa, secondo legno colpito dallo sfortunato Laurato. Il solito Piccolo va ad incaricarsi della battuta del calcio d'angolo sull'out di destra, va sul secondo palo, il pallone era diretto a Carnevali. Rinviene Simonetta. Ancora Laurato. Centrale a Massari. Punta Carnevale, poi allarga a destra per Piccolo che serve sulla sinistra. Il capitano ancora Carnevali non riesce nello stop quest'ultimo.
mentre c'è stato un cambio in movimento del Checco dello Scapicollo che stava per rendersi pericoloso. Infatti ci sono proteste dalla panchina della Pisana Calciotto per il cambio effettuato in corsa. Non era uscito interamente dal terreno di gioco il giocatore del Checco dello Scapicollo, mentre con il numero 11 è entrato Matteo Di Palma tra le file dei ragazzi con la maglia arancione. Cesaro prova a scambiare dietro, capisce tutto D'Ambrosio che appoggia dietro di petto a Valentini, poi Capitan Cuozzo temporeggia, allarga di nuovo sull'out di destra, Capolei centrale per Simonetta, lascia sfilare per Cuozzo. Ancora Cuozzo ha spazio per entrare in area di rigore, preferisce andare da Simonetta a Massari in ripiegamento. Il direttore di gara fischia un fallo. Vedremo per chi sarà il calcio di punizione. C'è stato un fischio prima in favore della Pisana Calciotto. Il pallone è tra i piedi di D'Ambrosio, quindi calcio di punizione per il Checco dello Scapicollo. Due uomini in barriera per De Bernardo. D'Ambrosio si sistema il pallone, va con il destro a cercare la porta. Deviazione di De Bernardo che spinge il pallone nella propria rete, non ha visto nuovamente partire la sfera all'estremo difensore e quindi cambia il risultato al Circolo Sportivo Ciriaci. Checco dello Scapicollo 2, Pisana Calcio 8 1, entrambi gol su calcio da fermo. Tutto da rifare quindi per la Pisana Calcio 8 a 10 minuti dal termine, risultato di 2-1 in favore del Checco che ha trovato entrambi i gol, come detto poco fa, da calcio di punizione, prima con Simonetta e poi con D'Ambrosio. Adesso Laurato prova a far danzare gli avversari, allarga sulla sinistra per Carnevali che ha spazio, non prova la conclusione, centralmente c'è Ammassari, riceve il pallone, Ammassari prova a scucchiaiare verso il centro. Si fermano i giocatori della Pisana Calcio 8, Simonetta dietro. Non devono forzare la giocata i ragazzi del Checco dello Scapicollo che conducono questo incontro per 2-1, devono cercare di amministrare il più possibile il vantaggio e lo fanno in questa circostanza molto bene con D'Ambrosio in possesso del pallone, allarga sulla destra per Capolei. Ancora Capolei. Cuozzo. Centrale, prova a girarsi Di Palma, subisce il fallo Di Palma. Tizia! Tiziano, dai! Tito! Mentre c'è qualche discussione all'interno dell'area di rigore, Basta, Tiziano! D'Ambrosio e Capolei comunque si sono sistemati la sfera, sono 4 gli uomini sul pallone per il Checco dello Scapicollo, si sistema il pallone l'autore dell'ultimo gol, D'Ambrosio con la maglia numero 7. Mentre Valentini si stacca. Parte proprio D'Ambrosio con il destro, il pallone passa sopra la barriera, si distende in calcio d'angolo De Bernardo, è andato vicino alla doppietta personale D'Ambrosio. Corner per il Checco. A 7 minuti dal termine dell'incontro il pallone si alza, non esce De Bernardo. Poi di testa Cuozzo, salta
Ancora il numero 11 di Palma, il pallone arriva sulla sinistra. Poi dietro da Cortese che alza la testa, allarga bene sulla fascia opposta. Centralmente Capolei. Preferisce andare ancora dietro da Cortese. Capolei. D'Ambrosio. Sovrapposizione di Capolei. Centralmente va a cercare ancora Di Palma. Anticipato, può ripartire Laurato. Sulla destra c'è Piccolo, si va invece a sinistra da Cesaro. Ancora Cesaro, il tiro con il destro ribattuto, si rimane in zona d'attacco per la Pisana Calcio 8. Cesaro con le mani. Ancora Laurato, doppio passo, mette il pallone al centro, c'è forse un tocco in area di rigore, non c'è nulla per il direttore di gara, proteste accesissime per la Pisana Calcio 8. De Bernardo esce dalla propria area di rigore con i piedi e va al lancio lungo, mette giù la sfera Piccolo con il petto, alza il pallone pressato da Cuozzo, si rimane nei pressi della bandierina. Ancora Piccolo contro Cuozzo, adesso arriva pure Valentini in supporto. Cuozzo tocca la sfera, sporca il pallone, quindi Piccolo rimane in possesso del pallone. Proteste accesissime dalla parte della panchina della Pisana Calcio 8. Piccolo alza il pallone per Carnevali, mette giù la sfera, Laurato prova a arrivarci di Gioacchino. Allontana la sfera il Checco, finisce tra i piedi di Piccolo, prova la conclusione con il mancino sul secondo palo. Un gol spettacolare quello del numero 15 della Pisana Calcio 8. Cambia il risultato, Pisana Calcio 8 2, Checco dello Scapicollo 2. Missile di Piccolo che riporta i suoi in partita a 5 minuti dal termine. Involontario, ma che stai a inventare? Dai, è involontario di che? Oh, regà! Proteste ancora accesissime da parte della Pisana Calcio 8 che ha trovato il gol del pari a 5 minuti dal termine della sfida di questa 25esima giornata di Serie A Lega Calcio 8, partita molto bella da tutti i punti di vista. Adesso lancio lungo di Carnevali a pescare ancora D'Ambrosio sull'out di destra che questa volta non raccoglie il pallone. Subito Laurato nella metà campo del Checco dello Scapicollo, centrale per Piccolo che prova ancora la conclusione con il sinistro, ripartenza del Checco con Gaeta che si arresta, pensa al tiro, prova la conclusione con il destro, si spegne alla sinistra di De Bernardo che va a cercare Ammassari, mette giù il pallone con il destro, capisce tutto Cuozzo, poi Di Palma su Ammassari, trattenuto, non cade, lancio lungo nella zona di Cesaro, mette giù il pallone con il sinistro. Molon, sinistro centrale, questa volta un po' più facile per l'estremo difensore. Pallone sfila, Cuozzo cerca di rianimare i suoi, alzando la voce, mancano 4 minuti più recupero al termine della sfida, risultato ancora di 2-2. Trovato il gran gol Piccolo, il gol del pareggio con un sinistro omicidiale, ha infilato Molon. Comunque mancano 3 minuti più recupero al termine della sfida. Adesso Ammassari in mezzo a 3 avversari, non c'è fallo per il direttore di gara, arriva Di Palma che protesta con il direttore di gara che fa proseguire per la regola del vantaggio. D'Ambrosio, centralmente Valentini, si va invece da Gaeta, spalla alla porta, si deve liberare del pallone, ripartenza per la Pisana Calcio 8 con Piccolo che si allunga un po' troppo il pallone, è lui l'ultimo a toccare, sarà rimessa dal fondo. Mentre Cuozzo sportivamente ammette di aver toccato la sfera per ultimo, quindi sarà calcio d'angolo in favore della Pisana Calcio a 8, si incarica Laurato della battuta del corner, va direttamente in porta, il pallone sfila per tutta l'area di rigore, nessuno ci ha creduto fino in fondo, quindi sarà rimessa laterale, non termina sul fondo la sfera, può aumentare quindi la pressione la Pisana Calcio 8.
capisce tutto Laurato, viene toccato duramente Laurato, finisce giù, calcio di punizione da ottima posizione per la Pisana Calcio a 8 a 2 minuti dal termine. Cesaro, Piccolo e Ammassari sul pallone. Tre uomini in barriera, parte con il sinistro, il pallone prende l'effetto contrario e termina 2 metri dal palo della porta, difesa da un ottimo Molon, autore di una bellissima prestazione questa sera. Checco dello Scapicollo che attacca sull'out di destra, prova a portarsi il pallone in avanti Gaeta, toccato duro, finisce a terra dolorante. Sarà quindi calcio di punizione. Pericoloso questa sera il Checco dello Scapicollo da calcio da fermo, ha trovato 2 gol su 2. Luca! Luca! Alù, dai, Alù! Andrea, 30 secondi mancano, 30 secondi mancano, via di sta concentrati. Danilo! Come non vuole nessuno? Cazzo servi, dai, allora. Danilo! Gaeta e D'Ambrosio sul pallone mentre discutono ancora in area di rigore Carnevali e Di Palma. Sistema il pallone ancora D'Ambrosio. Robby, non ti muovere! Non ti muovere! No. Andrea, ce l'hai qua! Matteo! Sono 2, Andrea, è per forza! D'Ambrosio e Gaeta in fila indiana, si stacca adesso Gaeta, parte D'Ambrosio con il destro, il pallone non passa la barriera questa volta. Triplice fischio del direttore di gara, si chiude sul risultato di 2-2. Una splendida partita tra Pisana Calcio 8 e Checco dello Scapicollo. Decidono le reti per la Pisana Calcio 8 di Cesaro e di Piccolo, mentre il Checco dello Scapicollo ha trovato entrambi i gol da calcio da fermo con Simonetta, 16° gol stagionale per lui, e D'Ambrosio.